Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Era intervenuto per sedare una rissa scoppiata all'interno del campo Rom di Scordovillo per il rumore causato da un quad. Luigi Berlingeri, l'uomo raggiunto da un colpo di fucile, in meno di 24 ore individuato e arrestato il presunto assassino. Assai partecipata l'iniziativa voluta da Sandro Principe per ricordare la figura di Cecchino a 100 anni dalla nascita. Bobo Craxi è stato un grande socialista. Taglio costi della politica, il Movimento 5 Stelle avvia una petizione, obiettivo raccogliere 5.000 firme. La vicenda dell'agente di polizia penitenziaria in coma dal 2016, alla quale è stato sospeso lo stipendio, il sindacato si rivolge al presidente Mattarella. I problemi della sanità nella Locride al centro del vertice convocato dal prefetto di Reggio a Benestare, gli impegni per garantire i servizi minimi essenziali. I cosentini si fidano delle associazioni di volontariato a tal punto da destinare attraverso il 5 per 1000 12 milioni di euro in 10 anni. Torna a Cosenza Fashion Week, evento primaverile dedicato alla moda, successo per la Notte Bianca. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la cronaca in apertura, lo avete sentito, risolto in 24 ore il giallo dell'omicidio avvenuto nel campo Rom di Lamezia. La vittima era intervenuta per sedare una rissa, arrestato il presunto autore. Vediamo. Era intervenuto per sedare una lite Luigi Berlingeri, il 50enne ucciso con una fucilata all'interno del campo Rom di Lamezia Terme. Il suo assassino, Salvatore Amato, di 30 anni, è stato rintracciato dalla polizia 24 ore dopo il delitto. Si nascondeva nell'abitazione di una zia nel quartiere Ciambra di Cavallo. I particolari dell'arresto sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa nella sede del commissariato lametino. Indagini lampo, anche se complicate per le difficoltà di penetrare la cortina di omertà che hanno consentito di dare un nome e un volto all'autore del delitto. Vi è un controllo del territorio da parte delle forze di polizia assolutamente penetrante, in grado di leggere e di inquadrare nei giusti contesti investigativi gli accadimenti criminali che si verificano, e quindi questo porta poi al conseguimento dei risultati investigativi apprezzabili in tempi relativamente brevi. A scatenare la rissa, che ha coinvolto circa 20 persone, sarebbe stato il rumore di una motoquad che circolava all'interno del campo di Scordovillo. L'autore dell'omicidio è intervenuto per aiutare il fratello, coinvolto nella lite. Così ha preso il fucile a canne mozze nascosto nell'intercapedine di un albero e ha sparato, ma il proiettile ha raggiunto Luigi Berlingeri, che era intervenuto per sedare la rissa. La lite è scoppiata nel campo Rom di Scordovillo, uno dei più grandi del sud Italia, ha riacceso i riflettori su quella che ormai da troppi anni è una vera e propria emergenza. Sul campo c'è un'ordinanza di sgombero datata 2011, ma non è mai stata attuata. C'è un'attenzione per quanto ci riguarda da parte della Procura della Repubblica per ciò che attiene al profilo ovviamente criminale e giudiziario. Come dicevamo in conferenza stampa, ovviamente la prospettiva della problematica è sicuramente più ampia, va inquadrata in quella che è appunto una criticità che deve essere risolta dalla politica e dall'amministrazione della città. Arrendi adesso per i 100 anni della nascita di Cecchino Principe. Sei partecipata all'iniziativa per ricordare la sua figura. Le parole di Bobo Craxi, che ha detto è stato un grande socialista. Anna Franchino. Francesco Principe, per tutti i Cecchino, ad un secolo dalla nascita, è stato ricordato nella sua rende. Un uomo, un politico che ha lasciato il segno nella storia non solo della nostra regione e che in tanti sono accorsi ad omaggiare nella sala gremita dell'Hotel San Francesco. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita per il progresso, per lo sviluppo della sua terra, della regione, e lo ha fatto abbeverandosi negli ideali del Novecento, che erano
quelli del socialismo, quelli di aiutare quelli che stavano peggio, e insieme una visione modernizzatrice della società, basta vedere le realizzazioni della città. Naturalmente nella vita degli uomini ci sono anche le contraddizioni, le tappe positive, quelle negative, però dobbiamo dire alla fine, se dovessimo tracciare un bilancio, di questo genere di uomini politici non possiamo che dire che è un bilancio positivo. Un video che ne ricorda la vita e soprattutto le gesta ha aperto l'iniziativa intitolata Una vita per il socialismo. Le immagini in bianco e nero scorrono sul maxischermo, suscitando ricordi ed emozioni come quelle del figlio Sandro, che lo celebra così. La caratteristica non solo più vera ma anche più interessante dell'attività di mio padre è stata quella dell'impegno negli enti locali e quindi di portare il socialismo riformista negli enti locali, la politica delle cose, lo stare vicino alla gente, risolvere i problemi basilari delle nostre comunità. Guardate, questa è una cosa di grande rilievo perché il Mezzogiorno non ha avuto questo tipo di riformismo all'inizio del vecchio secolo, mentre in Emilia-Romagna, in Lombardia, i socialisti erano già impegnati negli enti locali. Il Mezzogiorno ha incominciato a conoscere il riformismo del fare negli enti locali nel secondo dopoguerra. È uno dei protagonisti della introduzione di questa cultura politica è stato mio padre. Personalità politiche di spessore in sala hanno omaggiato Cecchino. Non un messaggio di nostalgia, il coro unanime, ma un messaggio di futuro e quello che ci lascia in dote. A lui oggi si ricorda soprattutto l'impegno politico, ma anche e soprattutto il primato della politica. Ecco, oggi noi abbiamo bisogno di esaltare storie straordinarie di politica attiva, di politica del fare, di politica che mettono in campo dei processi di cambiamento del territorio. Lo abbiamo bisogno soprattutto oggi, dove mancano le idee, dove il populismo è imperante. Ecco, poter rilanciare sul piano dei giovani anche e soprattutto il messaggio che deve essere lanciato alle nuove generazioni, che c'è stata e c'è ancora in Calabria una politica che riesce a determinare dei cambiamenti importanti per il territorio. Un taglio netto ai privilegi della politica regionale lo propone il Movimento 5 Stelle, che presenta una proposta di legge di iniziativa popolare per abbattere i costi di un consiglio oneroso in una Calabria sempre più povera. Gianluca Pasqua. Quella attuata in Consiglio regionale, con l'approvazione del disegno di legge sui vitalizi, non è neanche una sforbiciata, dice Alessandro Melicchio, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e primo firmatario della proposta di legge regionale denominata Taglio Privilegi. Non è una sforbiciata quella che hanno fatto, è una spolverata, direi io, perché è un'iniziativa, è una legge che terminerà di avere efficacia a dicembre del 2019, esattamente un mese dopo le elezioni regionali, quindi è chiara la loro intenzione di spendere questa iniziativa per fingere con i cittadini di essersi impegnati nel taglio dei privilegi, ma è un qualcosa che assolutamente non basta. La nostra proposta di legge supera di molto la legge che hanno appena approvato, non include solo i vitalizi, ma include un taglio del 40% degli emolumenti di consiglieri regionali, assessori, presidenti di regione, e un 40% delle spese dei gruppi consiliari, per arrivare a un taglio totale annuo di 4 milioni di euro. 5.000 firme da raccogliere in 6 mesi, obiettivo un taglio ai costi della politica da 4 milioni, che risponderebbe all'esigenza di risparmiare, restituendo credibilità ad un mondo distante anni luce dal contesto calabrese. Si prenda atto un po' della situazione che abbiamo in Calabria e si vada incontro quindi alla realtà calabrese. Dico questo perché, stando ai dati Istat, la regione Calabria risulta la più povera d'Italia, e nonostante ci siano quindi questi dati e una situazione di fatto che vede anche le percentuali più alte di disoccupazione giovanile, abbiamo invece un consiglio regionale che spende molto più rispetto a tanti altri consigli regionali dell'Italia. Basti pensare ad esempio il paragone con il Piemonte. La Calabria spende 20 milioni in più rispetto al Piemonte, nonostante il Piemonte abbia più del doppio degli abitanti della Calabria. Arrende un banchetto e 2 argomenti, si firma anche per l'acqua pubblica.
Torniamo ad occuparci della vicenda dell'agente penitenziario in coma dal 2016 e alla quale è stato sospeso lo stipendio. Il sindacato si rivolge al presidente Mattarella. Vediamo. Il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, ha tenuto una conferenza stampa a Taurianova nella centralissima Piazza Italia sulle iniziative per la verità su quanto accaduto a Sissi Trovato Mazza, l'agente penitenziario che lotta per la vita dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa nel novembre del 2016, mentre era in servizio nel carcere femminile di Venezia. La legge prevede che lo stipendio di Sissi dovrebbe essere sospeso. Perché siete qui? Siamo qui perché la legge lo prevede, però oltre la legge c'è altro, c'è l'intelligenza e c'è l'umanità, c'è il ragionare col cuore nei casi eccezionali come di questa ragazza, di questo poliziotto che è un servitore dello Stato che è stata completamente abbandonata. E questa è una cosa di una gravità inaudita. Per questo io ho scritto al Presidente della Repubblica, oggi ho scritto al Capo dell'Amministrazione dicendo di vergognarsi di questa cosa, perché qualunque sia stata l'errore, la dimenticanza è una cosa grave. Noi vogliamo, come poliziotti penitenziari, che è il cuore dell'amministrazione penitenziaria, dimostrare la nostra vicinanza a Sissi, non solo a parole, ma anche attraverso un conto corrente che è stato attivato, sul quale si può dare un aiuto concreto. E subito dopo noi ci attiveremo per la verità, ci sono un sacco di zone d'ombra su questa vicenda che verranno assolutamente chiarite, e se qualcuno non ha fatto il suo dovere verrà richiamato con forza, con la giusta forza a farlo, perché se qualcuno ha fatto del male a Sissi deve pagare. Nel caso di Sissi, che non è un caso comune, avrebbero dovuto quantomeno non bloccargli lo stipendio, quantomeno. Oggi Sissi non è più una nostra collega per l'amministrazione, per noi lo sarà sempre, ma per l'amministrazione non le è più, perché l'altro giorno hanno provveduto a liquidargli le spettanze. Una cosa orribile, senza cure e senza umanità. Ma mi permetto di dire un'altra cosa, senza intelligenza, che io raccolgo le istanze dei miei colleghi, che siano Polizia di Stato, Carabinieri, sono indignati da una cosa del genere, perché questo potrebbe succedere anche ad altre persone. E uno Stato che si comporti così non è uno Stato degno di essere chiamato Stato. I problemi della sanità della Locride al centro del vertice convocato dal prefetto di Reggio a Benestare, gli impegni per garantire servizi minimi essenziali. Vediamo. Medici di base e farmacisti locridei a confronto con il management dell'ASP di Reggio Calabria ad un tavolo operativo convocato dal prefetto della città dello Stretto, dottor Michele Di Bari a Benestare. Scelta simbolica quella del prefetto di Reggio che, convocando riunioni tecniche in comuni anche piccoli, vuole veicolare un messaggio di condivisione e partecipazione alle problematiche da parte di tutte le singole comunità dell'area dell'Alto Ionio Reggino. A Benestare dunque, dove ad accogliere i partecipanti c'era il sindaco Rosario Rocca, peraltro presidente del comitato dei sindaci della Locride, per parlare di emergenze anche gravi come quelle illustrate dai medici di base e dai farmacisti. L'appello accorato è il seguente: bisogna rendere la macchina di assistenza ai cittadini molto più efficiente. Problemi notevoli si registrano ad esempio per quanto riguarda l'assistenza domiciliare a pazienti che per gravi malattie sono costretti a letto. Insomma, un quadro molto sconfortante quello che è emerso, anzi, per dirla con i partecipanti alla riunione, di grande sofferenza. Da qui la richiesta del prefetto Di Bari al direttore generale Brancati e al direttore sanitario Mesiti dell'ASP di Reggio Calabria affinché si provveda ad un primo piano di intervento che dovrà dare risposte entro pochi giorni, poco più di una settimana, per essere precisi. Vedremo quali risultati ci saranno e naturalmente seguiremo gli sviluppi. Ci sono tante questioni piccole ma che diventano grandi quando per esempio una persona è allettata. E allora noi dobbiamo garantire i livelli minimi di assistenza davvero. Ho scritto una mail al prefetto perché veramente non sapevo più a chi rivolgermi, stando a fianco ogni giorno alla gente che soffre e che non usufruisce dei servizi minimi, appunto perché si prendano quei provvedimenti che possono lenire alcune delle sofferenze della popolazione senza grande aggravio di spesa.
Un pubblico ministero della Procura di Biella nel 2014 doveva essere gambizzato dall''ndrangheta perché durante un interrogatorio aveva alzato la mano come se volesse percuotere un indagato. Il retroscena contenuto nei verbali di un interrogatorio di un nuovo pentito, Cosimo Di Mauro, depositati ieri a Torino al processo d'appello Alto Piemonte. Di Mauro, considerato una figura di spicco del clan a Biella, racconta che gli venne chiesto di sparare e che lui rifiutò. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Il depuratore non funziona, denunciate 2 persone a Rose. Si tratta del capufficio tecnico comunale e del manager della società di gestione dell'impianto. Riscontrate dai carabinieri forestali violazioni alla struttura in località Boccalupo. Protesta in un centro minori a Cotronei, aggrediti alcuni carabinieri, 2 hanno riportato lievi ferite. A scatenare la violenza il trasferimento di 3 ospiti in una casa famiglia, 4 ragazzi sono stati denunciati alla magistratura. Era senza biglietto ma si è rifiutato di scendere dal treno dopo un controllo, costringendo il convoglio alla sosta nella stazione di Briatico. Protagonista un giovane migrante che è stato denunciato dopo l'intervento dei carabinieri. Nascondeva in casa dosi di cocaina ed eroina. Un 53enne con precedenti specifici è stato arrestato dalla squadra antidroga della questura di Crotone. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato anche una somma in contanti e un bilancino di precisione. Vendevano pescato mal conservato, 2 commercianti sono stati denunciati a San Calogero nel Vibonese. I carabinieri hanno sequestrato 14 kg di pesce pronto per la vendita ma in pessimo stato di conservazione. Cambiamo argomento, il volontariato, e cresce la fiducia proprio nelle associazioni di volontariato che raccolgono attraverso il 5 per 1000 le risorse che utilizzano per sviluppare i percorsi di sostegno al sociale. Nell'ultimo anno nel Cosentino i contribuenti hanno destinato 1.300.000 euro. La 4ª conferenza provinciale del volontariato è stato anche un momento di confronto tra le associazioni e la Regione. Gianluca Pasqua, vediamo. Un anno straordinario il 2017 per il volontariato cosentino. Le 646 associazioni presenti sul territorio provinciale hanno svolto la loro indispensabile funzione sotto l'egida del CSV, che ne ha sostenuto l'attività erogando servizi e tracciando percorsi di sviluppo. È un mondo in crescita, abbastanza vivace, capace cioè di dare risposte anche ai bisogni della gente, quindi rappresenta un fenomeno molto positivo nei nostri paesi, nei nostri quartieri, nelle città, cioè agisce veramente sui territori come motore veramente di cambiamento e di sviluppo. Quasi 10.000 volontari è un dato in particolare che testimonia la fiducia che la collettività assicura alle associazioni. Più di 50.000 contribuenti hanno destinato il 5 per 1000 al volontariato nel 2016, pari a 1.300.000 euro. In 10 anni sono superati i 12 milioni di euro e i soggetti beneficiari sono aumentati del 300%. È una prova di come il volontariato agisce non fine a se stesso, ma proprio in virtù e in vista del bene comune, quindi di come il volontariato sia capace anche di mobilitare risorse aggiuntive e di conseguenza insomma, operando per il bene della comunità, di tutta la comunità. Alla 4ª conferenza provinciale del volontariato ha partecipato l'assessore regionale al welfare Angela Robbe. Cosa chiede alla politica il terzo settore e cosa può dare la politica? Chiediamo innanzitutto di essere ascoltati e poi anche in virtù di questa grande riforma nazionale che insieme si discute. Il terzo settore, da quanto ho potuto cogliere confrontandomi con loro in questa veste e da quanto insomma, posso conoscere, chiede una sistematizzazione che del resto è stata avviata, quindi chiede che venga portata a compimento questa sistematizzazione perché siamo l'ultima regione d'Italia che
sta per attuare la riforma. Altrove la riforma prevista da una legge ormai di 20 anni fa è stata attuata per tempo e ora siamo nella seconda fase. Noi stiamo attuando un percorso che deve avvicinare al cittadino, all'utente i servizi, e è possibile solo se passa attraverso le istituzioni più vicine ai territori, che sono gli enti locali. Ora parliamo della partita del Cuore a Polistena, vediamo. Allo stadio comunale Elvio Guida di Polistena si è giocata per il terzo anno consecutivo la partita del Cuore in onore di Ciccio Zerbi, il compianto calciatore ancora nel cuore di molti sportivi della piana di Gioia Tauro, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto nel maggio del 2014. A sfidarsi in campo le All Star Sicilia e gli Amici del Lupo, l'associazione che ha organizzato l'evento sportivo, tantissimi ospiti presenti, tra ex calciatori, ex tronisti di uomini e donne, ex partecipanti al Grande Fratello e i ragazzi di Amici 2017. Tanto l'onore di essere la madrina di questo evento, in più siamo tutti qui per un qualcosa di bello, quindi un qualcosa di solidale, e questo non fa altro che rafforzare tutto quello che la squadra delle All Star rappresenta, che i ragazzi si divertano e se stiamo facendo qualcosa di bello, anche questo è un valore in più. Davide Baiocco ha giocato in tante squadre blasonate di Serie A partire dalla Juventus, però la solidarietà non si dimentica mai. Ma assolutamente no, ma Juventus, ma anche Regina è una squadra qui vicina, quindi sì, un percorso lungo, 25 anni, però la beneficenza va sopra ogni cosa, secondo me. La beneficenza, grazie al nostro presidente Luca Napoli e alla sua bellissima idea, no? Dello Star Sicilia, andiamo in giro in tutta Italia, non solo nella Sicilia, ma per sensibilizzare la gente, per fare della beneficenza e fare del bene a chi è meno fortunato. Questa manifestazione è il culmine di un anno impegnativo per la nostra associazione. Ovviamente per quel che possiamo fare cerchiamo sempre di portare nelle scuole, parlare di sicurezza stradale, sensibilizzare i ragazzi, e poi chiudiamo ogni anno a maggio, in questo mese particolare in cui Francesco ci ha lasciati, con questa manifestazione che è solo il culmine, di un anno impegnativo per l'associazione. Tra conferme e belle novità torna a Cosenza Fashion Week fino al 27 maggio, la seconda edizione dell'evento primaverile dedicato alla moda. Ieri la Fashion Night, la notte bianca della moda, vediamo. Successo oltre ogni aspettativa per la Fashion Night, la notte bianca della moda, che ha consentito a migliaia di persone di invadere l'isola pedonale, addobbata a festa con decine di momenti di intrattenimento e soprattutto con tutti i negozi aperti fino a tarda ora e grandi offerte commerciali. La notte bianca della moda è inserita nell'evento Cosenza Fashion Week, ideato da Giada Falcone e sposato dall'amministrazione comunale. La Fashion Night ha regalato tante occasioni di shopping e divertimento, molto apprezzate dai cittadini, un vero esempio di utile sinergia tra pubblico e privato. Quest'anno sono particolarmente contenta perché abbiamo avuto una grande partecipazione e coesione da parte di tutti i commercianti che hanno accolto questa seconda edizione con molto entusiasmo, coinvolte anche tutte le traverse quest'anno, sono state addobbate, ci sono tante manifestazioni, quindi devo dire che il risultato è stato veramente più che soddisfacente. Il motivo della notte bianca è proprio di attirare le persone a entrare nei negozi dove ci saranno degli sconti particolari per tutti quanti, quindi sì, anche un modo di far conoscere questo grande centro commerciale all'aperto che abbiamo, bellissimo, quindi sicuramente non solo riproporremo altre notti, ma credo sicuramente in un allungamento dell'orario estivo sull'apertura dei negozi. Ci spostiamo adesso a Casali del Manco, località Spezzano Piccolo, dove è stata inaugurata una piazza, vediamo. Eccola la nuova Agora restituita ai cittadini, che si chiamerà Piazza Concordia Repubblicana in località Spezzano Piccolo nel comune di Casali del Manco. L'inaugurazione alla presenza del commissario prefettizio Maria Vercillo e di autorità civili e religiose del territorio. Un momento di gioia e di festa per un luogo di incontro e di pensiero che dà continuità al lavoro di recupero e trasformazione del territorio. Spazi nuovi per nuovi contenuti di qualità, per sviluppare nuove creatività,
nuovi stimoli di crescita culturale ed economica. La piazza, con l'aggiunta di aiuole e panchine realizzata con colori tenui, molto delicati e raffinati, che ben si adattano all'ambiente urbano circostante, nasce come luogo di aggregazione grazie ad un'opera di rigenerazione urbanistica. La cerimonia di inaugurazione alla presenza di Don Antonio Riccio è stata un momento per rafforzare il senso di appartenenza e rappresenta un invito alla responsabilizzazione collettiva per la tutela del patrimonio. Torna al Rendano di Cosenza il Colossal firmato Casatelesio. Quest'anno in scena Ippolito e Fedra, il dramma di una passione inconfessabile. L'appuntamento il prossimo 28 maggio. Noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Si prospetta un fine settimana caldo e soleggiato, con temperature quindi in aumento, in sostanza un primo assaggio estivo. L'anticiclone nordafricano risale con il suo asse tra il canale di Sardegna e quello di Sicilia. Sulla Calabria la colonia di mercurio toccherà o supererà di poco i 30 gradi in alcune aree interne. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata, oltre ad un modesto aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sui rilievi, a cui potrebbero associarsi qualche isolato piovasco, è previsto un aumento della copertura nuvolosa di tipo alto e stratiforme un po' ovunque. Temperature in locale lieve aumento e nelle aree interne pressoché stazionarie altrove. Passiamo al comportamento di mari e venti. Per domani venti deboli da maestrale sul Tirreno, con mare tra quasi calmo a poco mosso, deboli di direzione variabile su Ionio Cosentino, Catanzarese e Reggino, con mare quasi calmo. Poco mosso il settore crotonese per venti deboli settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e un felice weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.